Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, anche oggi con voi per raccontarvi il territorio. Tantissime le notizie che vi dobbiamo dare, la cronaca in apertura, ma parleremo anche dell'attesa al Lido più tardi con il nostro Lorenzo Maier, l'attesa al Lido per la manifestazione per Gaza, la manifestazione pro-Palestina, attese 3.000 persone da tutto il Veneto al Lido di Venezia, la mostra del cinema, e quindi c'è anche un protocollo sicurezza che è stato ovviamente rafforzato. Subito a Padova però con una storia terribile che parla di ragazzine minorenni individuate e denunciate, colpite dal Daspo Willy per aver bullizzato, tormentato, molestato, anche derubato una 58enne disabile in carrozzina. Ce ne parla Chiara Gaiani, buongiorno, da Padova. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Una storia davvero terribile, lo dicevi tu, quella che è emersa in queste ore dalla polizia. È accaduto tutto lunedì scorso in un locale di via Norma Cossetto in piazzale della stazione. All'interno c'era una donna di 58 anni di origine straniera, una persona con disabilità che ha delle difficoltà motorie e si muove con una stampella. 5 ragazzine, 5 baby bulle l'hanno presa di mira, hanno iniziato all'interno del locale a sbeffeggiarla, l'hanno seguita anche nei bagni nonostante la signora chiedesse di lasciarla in pace e avesse anche il timore di essere colpita da un malore. Si sono prese la stampella e hanno iniziato a colpirla con degli spruzzi d'acqua lanciati da una pistola ad acqua. Non contente, la signora ha cercato di uscire dal locale per difendersi da questo attacco di un branco, usiamo pure questo termine così forte, così terribile, di giovanissime. L'hanno seguita anche al di fuori e hanno continuato a torturarla, a tormentarla. Per fortuna dall'interno del locale è partita una chiamata al 113, le volanti della polizia sono arrivate subito, hanno individuato immediatamente le 5 giovanissime e presa visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ricostruito quanto era accaduto. Le 5 ragazzine sono una bambina, chiamiamola bambina, di 13 anni, poi 3 ragazze sedicenni, una di 17 anni, purtroppo già ben conosciute dalle forze dell'ordine perché protagoniste di aggressioni, di rapine ai danni di coetanei. Portate in questura, la polizia ha avviato l'indagine e il questore nei loro confronti, ovvero per solo 4 di queste, perché la quinta, avendo 13 anni, non è perseguibile dal Daspo Willy, ha firmato un Daspo Willy molto pesante, il divieto per 3 anni di poter entrare in qualsiasi locale pubblico e nell'area della stazione. 2 di queste sono state raggiunte anche da un avviso orale. E ti do conto anche di un altro dato che è davvero impressionante, deve farci riflettere, quello del numero di minorenni che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il Tribunale dei Minori di Venezia solo nella provincia di Padova, e solo nei primi 7 mesi di quest'anno sono 107, 15 di questi sono stati arrestati. Pensate, in tutto il 2008 erano stati 108, davvero un fenomeno dai contorni sempre più preoccupanti. Ovviamente maggiori aggiornamenti nelle edizioni di questa sera. Direi che da Padova è tutto, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto, ti restituisco la linea Nicola. Grazie a Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Restiamo su Padova prima di andare a Gambugliano perché c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Fatos Cenai a Fontaniva. Lo ricorderete, il giallo di Fontaniva, una svolta delle indagini. L'uomo sarebbe stato ucciso per vendetta. Non un mero incidente di caccia o un semplice, per quanto inquietante, proiettile vagante sparato per errore. Fatos Cenai, l'uomo colpito alla testa l'8 giugno scorso a Fontaniva e morto dopo 3 giorni di agonia, sarebbe stato vittima di un agguato, di un gesto quindi intenzionale, forse una vendetta. Per questo sotto inchiesta c'è un uomo le cui generalità non sono state ancora rese note. L'accusa per lui è quella di omicidio volontario. Il riservo degli inquirenti è massimo, ma gli indagati
L'indagato sta partecipando con il proprio difensore a tutti gli accertamenti richiesti dalla Procura della Repubblica di Padova, dall'autopsia sul cadavere alla perizia balistica portata avanti dai carabinieri del RIS di Parma. Il 59enne di origini albanesi era stato colpito alle spalle, il proiettile lo aveva raggiunto dietro l'orecchio sinistro per poi uscire dal sopracciglio destro. Nell'immediato, vedendolo riverso agonizzante a terra, c'era chi aveva pensato a un malore, addirittura un pirata della strada. Per giorni si è parlato di un giallo, di un vero e proprio mistero. Ora invece la pista è quella della vendetta, del regolamento di conti, con gli inquirenti impegnati a individuare un solido movente. Chi voleva dunque uccidere Cenai, ma soprattutto perché l'uomo ex guardia carceraria in Albania era arrivato da pochi anni nel Padovano per raggiungere moglie e figlia, si sta scavando nel suo passato. E poi una tragedia che si è consumata nella notte a Gambugliano, siamo nel Vicentino, un uomo che precipita dal tetto, lo stava controllando forse per il maltempo, è così Daniele? Buongiorno Daniele Garbin. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Ecco, alle mie spalle vedete quel gruppo di case e quell'edificio. È successa lì la tragedia. Questa mattina abbiamo parlato con il SOMA, verso le 9 ha ricevuto una chiamata proprio di soccorso dove Paolo Sella di 67 anni era salito su uno degli annessi rustici sul tetto, forse per controllare lo stato di manutenzione, visto che ci sono una serie anche di buchi presumibili sul colmo, e nell'affrontare questo sopralluogo ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Questa è l'ipotesi proprio in base su cui si sta anche muovendo in questo momento anche le prime indagini della polizia locale, che è sul posto, che proprio in questo momento ha compiuto dei rilievi, sta ponendo sotto sequestro l'immobile. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la caduta le è stata fatale. Questa mattina un'automedica del SUM è arrivata sul posto, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. È una situazione triste. Noi abbiamo parlato con il figlio, abbiamo proprio cercato anche di capire giustamente anche la apprensione. Probabilmente questa è l'ipotesi prevalente al momento, proprio tutto ufficialmente è ancora al vaglio degli inquirenti e quindi usiamo il condizionale di proposito. Noi abbiamo visto una serie di persone vicine, probabilmente parenti, ma insomma nessuna voglia di parlare ovviamente. Al momento insomma, mentre si compiono le indagini, probabilmente tra un po' arriverà anche il carro funebre, una volta che sarà stato dato nulla osta da parte del magistrato per la rimozione del corpo. Per il momento Nicola è tutto da Gambugliano, a voi la linea. Grazie Daniele Garbin. Dunque una tragedia forse legata al maltempo per controllare, come spesso accade, lo stato di salute di un tetto del capannone. Quest'uomo è precipitato, maltempo che, lo vedete in queste immagini, ha colpito ancora una volta anche il Bellunese, una frana a Soffranco, siamo in comune di Longarone, ma che di fatto blocca una provinciale che isola la Val di Zoldo. Questa è la situazione ancora. Questa mattina c'è la fase di rimozione del blocco, i lavori costanti. È una montagna che non ha pace alle prese con le frane, ma tutto il Veneto non ha avuto pace in questi giorni. Ieri sera è toccato soprattutto al Padovano. Due ore di pioggia incessante e vento forte, pesanti le conseguenze del violento temporale che si è abbattuto sul Padovano nel pomeriggio di venerdì. Alla fine mezza città è finita sott'acqua, con danni anche in provincia. 25 gli interventi dei vigili del fuoco, oltre 100 le chiamate di soccorso arrivate al centralino del 115, dove si sono messi subito al lavoro anche i volontari di Borgorico con motopompe e idrovore. I disagi maggiori per allagamenti a Padova città, dove sono caduti in 2 ore 50 mm di pioggia, si sono registrati ancora una volta nel quartiere della Madonna Pellegrina a Brusegana. Difficile anche la situazione all'Arcella. Sono caduti anche alcuni alberi in via Vigonovese, in via Maroncelli, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Molte le difficoltà anche in provincia. Allagamenti si sono registrati ancora una volta a Terradura e 2 Carrare e nella zona Terme Colle Euganei, con criticità a Montegrotto. Nella zona a nord della città, Vico d'Arzere, si è staccato uno dei pezzi di lamiera che copre la punta del campanile della chiesa di San Martino a circa 80 metri d'altezza, dove si è resa necessaria la chiusura della strada e dei parcheggi vicini. A Cadoneghi, in via Piave, è stato necessario l'intervento della protezione civile e della polizia locale per pulire e smaltire dell'olio emerso da una cisterna durante il temporale.
24 ore prima era toccato invece alla Marca Trevigiano. Allora rivediamo come ieri a Castagnole di Paese si contavano i danni per il disastro. Il colpo d'occhio è impressionante, prima il boato dei tuoni, poi il vento fortissimo, infine la pioggia scrosciante. Su Castagnole, a Paese, si è abbattuta una vera e propria tromba d'aria, oltre a improvvisi blackout, sbalzi di tensione, gli alberi caduti. Danni ingenti, soprattutto al cimitero, dove un cipresso secolare è caduto sulla cinta muraria sfondandola e danneggiando di conseguenza numerose tombe. È un cipresso di quanto? 200 anni, 300 anni? È incredibile che venga giù in quel modo. Sono arrivata qui perché mi pareva impossibile che un cipresso potesse cadere. È una cosa che ti colpisce, insomma, perché è un luogo sacro, e sacro per la memoria e anche per coloro che ci hanno lasciati. Vento che non ha lasciato in piedi nemmeno l'albero più grande del giardino della scuola elementare Pascoli. Abbastanza brutto. È brutto da vedere, meno male che non ci sono bambini. C'erano i tuoni, lampi che mi illuminava la cucina. Io sì, avevo paura, anche perché ero a casa da sola. 2 giugno del 66. E cosa è successo? È successo l'angelo, una tromba d'aria. E ieri sera è successa una cosa che le hai ricordato? Quasi uguale, quasi compagna. Danni abbastanza pesanti, soprattutto al cimitero. Qui fortunatamente si è abbattuto all'interno del giardino della scuola, sfiorando l'edificio in minima parte, però un vento talmente forte che addirittura ha alzato tutta la zolla circostante. L'albero è sanissimo. Giornata di grandi lavori a Castagnole per la rimozione e la messa in sicurezza dei luoghi. Ora resta da quantificare l'entità dei danni. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte di cittadini, in effetti con cabine dell'Enel, quindi luce disattivata, piuttosto che semafori che sono stati subito ripristinati. Purtroppo questo evento non sono eventi imprevedibili. Siamo fortunati che non ha coinvolto e non ci sono stati feriti, quello sì. Da Paese a Spresiano, sempre della Marca, con una trattoria finita ancora una volta sott'acqua. Una signora che ci ha dato una mano gentilissima a buttare fuori l'acqua. Si commuove la proprietaria della trattoria alla stazione di Spresiano. Non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto l'acqua entrare nella cucina e nella sala, allagando l'intero locale. Con l'arrivo di temporale, essendo stato male il lavoro dell'asfalto, l'acqua è entrata purtroppo nella trattoria. Purtroppo non è la prima volta che succede, eppure la soluzione definitiva ancora non si vede. Sono già 4-5 anni che stiamo chiedendo aiuti per risolvere il problema. Speriamo che adesso arriverà, perché abbiamo ricevuto qualcosa anche da comune, qualche risposta. I clienti arrivati da lontano per cenare hanno dovuto fare dietrofront senza neppure riuscire a sedersi. Abbiamo perso i clienti che avevano prenotati, sono arrivati, sono girati, tornati perché l'acqua era dentro, noi stavamo buttando fuori l'acqua. Hanno prenotato, hanno fatto 30 km per mangiare e sono andati via indietro, che non sono riusciti di entrare. Tra le difficoltà però anche un segnale di solidarietà. Una cliente della zona si è precipitata a dare una mano. Abita più avanti da qua, non tanto lontano, ma siamo rimasti contenti. Così a Spresiano, adesso lasciamo il maltempo, torniamo a parlare del tentato omicidio di Bassano del Grappa con Alberto Zago che resta in carcere, come gli dato ieri il fermo, lo sentiremo fra poco l'avvocato, prima però ieri all'udienza di convalida c'era anche la mamma di Alberto Zago, sentite. Volevo solo, sono la mamma di Alberto, scusarmi con la famiglia e con il professore. Purtroppo mio figlio ha dei problemi e non ha mai accettato di averli. Io ho fatto del mio meglio per aiutarlo, perché comunque lui non vuole proprio farsi aiutare.
e non vuole prendere la terapia. Cerca di trattenere l'emozione. Simonetta Franco, pochi minuti prima in tribunale a Vicenza, aveva riabbracciato il figlio Alberto Zago in carcere con l'accusa di aver accoltellato un professore di matematica del liceo Brocchi di Bassano lunedì mattina. Gli ha parlato, gli ha detto che la sua famiglia è con lui. Da mesi Alberto Zago non tornava nella casa di Quinto di Treviso, un allontanamento volontario dopo che da dicembre non aveva più fatto ritorno nella comunità del Bellunese dove viveva da qualche anno. Nella voce quasi sussurrata di mamma Simonetta, la solitudine di famiglie che si trovano a convivere con una malattia che sulle spalle pesa come un macigno. Anche oggi ho rifiutato i domiciliari perché se lui non prende la terapia è cattivo e ho paura io come prima persona, come mamma. Quindi io spero solo che capisca che senza terapia lui non può vivere. Volevo scusarmi da parte mia e di mio figlio più piccolo e anche da parte sua perché lui non sa di essere così, insomma lui non si rende conto di quello che fa. Grazie. Intanto, come dicevamo, convalidato il fermo, convalidato l'arresto, sentiamo l'avvocato. Il ragazzo ha risposto alle domande di tipo generico sulla propria residenza, sulla propria condizione, ha ribadito la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, così come mi aveva già preannunciato che era anche doverosa una simile scelta di fronte a un blackout spazio-temporale mnemonico che il ragazzo non ha superato. Resta in carcere Alberto Zago, il 33enne di Quinto di Treviso, accusato di aver accoltellato alle spalle un docente di matematica del liceo Brocchi lunedì mattina e arrestato dai carabinieri grazie all'indicazione di un tassista il giorno successivo mentre si trovava su una panchina nel piazzale della stazione di Bassano. Una situazione di grave disagio, quella di Alberto Zago, ha spiegato l'avvocato Villanova all'uscita dal Tribunale di Vicenza. Io mi sto attivando adesso per recuperare la documentazione relativa al pregresso, allo storico della cura del centro di salute mentale. Vedremo la documentazione con consulente. Un giovane confuso che di lunedì mattina non ricorda nulla, Alberto Zago. L'avvocato Villanova, una volta ricevuta la documentazione dalla comunità che aveva ospitato il 33enne fino allo scorso dicembre e dai servizi sociosanitari che lo avevano in cura, in accordo con la famiglia nominerà un consulente e procederà con la richiesta di incidente probatorio con l'obiettivo di trovare una misura alternativa al carcere. Se sarà possibile trovare la disponibilità di una comunità o di un luogo diverso dal carcere, un'istanza per gli arresti domiciliari. Intanto il prof accoltellato è tornato a casa e lo sconcerto in città resta. Sentiamo Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa, oggi giornata di mercato, giornata in cui la città ancora si interroga su quel che è successo lunedì mattina, l'aggressione ad un docente del liceo Brocchi. Diamo a proposito gli ultimi aggiornamenti: il professore è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza dove è stato operato per la coltellata che aveva ricevuto all'altezza della spalla sinistra, è rientrato a casa, ci fanno sapere i familiari, sta bene, si sta riprendendo perché il colpo oltre che fisico è stato anche psicologico e piano piano concluderà e proseguirà le cure che i medici gli hanno prescritto e poi nel più breve tempo possibile si spera tornerà anche in servizio al liceo Brocchi nella zona in cui stava passeggiando prima di essere accoltellato dal 33enne di Quinto di Treviso Alberto Zago. I vicini di casa del professore hanno portato anche un piccolo omaggio in segno di vicinanza e di solidarietà per quello che gli è successo. La vicenda, come detto, ha scosso la città di Bassano, ha fatto scalpore anche altrove. Abbiamo raccolto su questo alcune opinioni dei cittadini presenti oggi in città, allargando poi la questione anche al fenomeno generale delle violenze e delle risse, cominciando dal fenomeno dei Maranza. Ha sentito dell'accoltellamento del professore di lunedì, sì, ecco, cosa pensa, cosa si può fare in situazioni del genere? Ma è difficile dire, perché se veramente questo era uno squilibrato è una cosa imprevedibile. Poteva capitare a chiunque.
Triste, ma non so cosa dire, insomma. Inquietante proprio perché sta succedendo molto spesso queste cose. Cosa si potrebbe fare? Bisogna partire dalle radici, secondo me. Non si può risolvere mettendo in prigione quello che vuoi o un'istruzione all'inizio o a causa delle famiglie, non so. Però è preoccupante questa zona perché anche andare in giro di sera do sempre un'occhiata al gruppetto dei ragazzi perché bisogna stare attenti. Queste cose qua iniziano a essere un po' preoccupanti, nel senso che noi siamo abituati magari su grossi centri, grosse città in cui questi fatti si verificano, è preoccupante insomma. Dopo, ripeto, secondo me ci vorrebbe da parte proprio anche delle forze dell'ordine, per quanto possibile, che ci fossero più vigilanza e comunque più controlli a livello locale, diciamo, ecco. Sì, fa paura insomma, perché non siamo più sicuri di muoverci insomma all'interno anche di piccoli centri e comunque anche all'interno di periferie di piccole cittadine, ecco. Questo fenomeno delle bande, chiamiamole così, di giovani adolescenti insomma, che girano, a Bassano è già successo, ma sta succedendo anche in paesi più piccoli, anche questo è preoccupante. Sì, è preoccupante perché si nota un certo disagio giovanile che comunque sfocia in cose che non vanno bene. Quello poverino era uno che aveva problemi psichici e fa solo pena. Lui, ma non chi deve decidere di cosa fare per persone in quella situazione, perché la famiglia è abbandonata a se stessa e il ragazzo, a quanto sembra, si è anche pentito di quello che ha fatto. No, il ragazzo dice di non ricordare niente, la mamma si è scusata a nome di tutti. Ma quindi è comprensibile che se ha questi problemi lui purtroppo non si vuole curare, non è l'unico. Mi ha fatto pena la mamma, che anch'io da mamma e da nonna effettivamente mi ha colpito molto le parole di questa mamma. Bisogna, per non essere ripetitiva, appunto che siano le istituzioni che cercano di trovare qualche soluzione se si può trovare. È una cosa vergognosa, purtroppo all'ordine del giorno mi sa che ci sono parecchie violenze in giro e è una cosa bruttissima. Questo fatto poteva capitare a chiunque? Assolutamente sì. E ripeto, purtroppo siamo entrati su un meccanismo che c'è più violenza che bene, purtroppo. Dalle violenze improvvise al fenomeno dei Maranza e poi al fenomeno sempre più preoccupante di chi non si ferma ai posti di blocco, ai controlli e quindi scaturiscono sempre più inseguimenti a folli velocità, come è accaduto a Castelcucco con Christian Arboit, il racconto di quanto accaduto. Buongiorno Christian. Buongiorno Nicola, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo a Castelcucco, in centro davanti al municipio, ma più che raccontarvi di un fatto isolato, vi racconteremo anche questo, vi parleremo di un vero e proprio fenomeno. Lo hai anticipato, sempre più comportamenti scorretti in strada, sempre più persone che fuggono all'alta delle forze dell'ordine, sorpassi azzardati e quant'altro, comportamenti quindi pericolosissimi alla guida. Partiamo appunto dal caso che si è registrato lunedì pomeriggio a Cavaso del Tomba. Qui con me per ripercorrere quanto accaduto ci sono Paolo Mares, che è sindaco di Castelcucco, presidente dell'Unione Montana del Grappa, e il vicecomandante della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa, Massimo Bartuccio. Io partirei da lei, vicecomandante, proprio per i fatti di lunedì. Cos'è successo lunedì a Cavaso del Tomba? Praticamente eravamo impegnati in un servizio di controllo del territorio, circa alle 15 siamo stati superati a forte velocità da un veicolo. Abbiamo iniziato a inseguirlo, giustamente azionando i dispositivi di emergenza, lampeggianti e sirena. Purtroppo l'inseguimento è durato quasi per 20 chilometri. La persona non accennava a fermarsi e all'altezza di Cairano San Marco purtroppo l'abbiamo perso. Però avevamo elementi utili per risalire sia al proprietario che eventualmente anche al soggetto
conducente. 3 giorni dopo, naturalmente abbiamo fatto delle indagini più accurate, siamo riusciti a trovare il conducente, che verrà adesso deferito all'autorità giudiziaria per resistenza, e anche perché abbiamo scoperto che guidava senza patente già da molti anni. Non solo, parliamo di un soggetto, di un uomo quarantenne di origini marocchine, qua del posto. Sì, residente in un comune limitrofo. Senta, vicecomandante, mi conferma che poi questo soggetto è stato fermato anche dai carabinieri dopo la vostra denuncia? Sì, purtroppo ce n'è nato un altro inseguimento con una pattuglia del Norma dei carabinieri. Quindi parliamo di un soggetto per certi versi fuori controllo, perché tra l'altro sfrecciava lunedì pomeriggio a 180 km all'ora. Guardi, purtroppo l'inseguimento è stato abbastanza pericoloso per tutti, tant'è che abbiamo toccato effettivamente punte di 180 anche di 190 km/h, perché naturalmente volevamo fermarlo a tutti i costi. Lui sì, secondo me non è tanto avvezzo a queste robe qua, perché una persona normale si sarebbe già fermata. Ecco, non parliamo di un caso isolato, ma di un fenomeno per certi versi. Sempre più spesso voi come operatori vi trovate di fronte a persone che non si fermano all'alt, che fuggono dai posti di blocco. Come mai? Purtroppo negli ultimi anni il fenomeno è in aumento e non si tratta solo di cittadini extracomunitari, ma anche di cittadini italiani, minorenni e maggiorenni, che non si fermano ai posti di blocco. I problemi non so, saranno tanti, però effettivamente fermarsi è sempre giusto. Non fermarsi purtroppo comporta delle conseguenze anche molto gravi per tutti. Sullo sfondo forse c'è l'aumento della microcriminalità, chiedo, nel senso che probabilmente questa è gente che vuole nascondere qualcosa. Allora, sicuramente se una persona è in regola non scappa. Se una persona scappa perché ha qualcosa da nascondere e quindi ha tutto da perdere. La microcriminalità è un problema, ma è un problema anche non solo per i nostri comuni, ma secondo me è un problema proprio italiano. Negli ultimi anni è aumentata tantissimo e purtroppo noi della polizia locale, ma anche tutte le altre forze di polizia, dobbiamo fronteggiare con i mezzi che abbiamo. Mezzi che abbiamo, dice il vicecomandante, e proprio per questo è nata per certi versi la polizia locale dell'Unione Montegrappa, 5 comuni che hanno messo insieme le proprie forze e le proprie energie, con controlli che sono comunque efficaci, Sindaco. Assolutamente sì, ovviamente approfitto dell'occasione per ringraziare il vicecomandante e il comandante per il grande lavoro che stanno facendo sul territorio. È evidente che in una realtà piccola come la nostra, parlo di Castelcucco, che in precedenza aveva in organico soltanto un vigile, non era nella condizione di poter fare neanche minimamente una pattuglia e per cui si è resa necessaria il fatto di dover mettere assieme le forze con i comuni contermini per realizzare un servizio che possa dare i risultati che ad oggi stiamo vedendo, perché poi non si tratta soltanto di fare una semplice pattuglia nel senso di controllare limiti di velocità, ma si vede alla fin fine che vanno ben oltre quello che sono la loro quotidianità, per cui un lavoro immane che stanno svolgendo alla stragrande, perché poi molte volte viene percepito il lavoro che fa la polizia locale come un qualcosa quasi di disturbo alla gente, mentre invece è assolutamente di ausilio a noi cittadini per sentirsi garantiti e godere, diciamo, di una tranquillità che e qui voglio assolutamente sgomberare il campo, siamo in un territorio che nonostante questi fatti effettivamente è ancora tranquillo. Parliamo di un corpo di 6 agenti su un territorio che va oltre i 15.000 abitanti, quindi sotto organico, che però è estremamente operativo. Vi do un numero che è eclatante secondo me, vicecomandante: 100 le auto sotto sequestro, sequestrate, confiscate dall'inizio dell'anno. Sono tantissime. Sono tantissimi, sì, il fenomeno è in costante aumento, anche rispetto all'anno scorso abbiamo numeri veramente che dovrebbero far riflettere.
E qui ringrazio anche tutti gli agenti comunque che sono sul territorio e che riescono a metterci del proprio per fermare questi veicoli e assicurare un po' la sicurezza della circolazione di tutti quanti. Troppa gente senza assicurazione. Sì, però allora secondo me al di là del fatto che si sia senza assicurazione riscontriamo anche veicoli che circolano nonostante siano già sottoposti a sequestro amministrativo e oltre quello purtroppo la cosa che più mi fa paura è che tante polizze false e questo è un problema che nasce dal fatto che la gente cerca di risparmiare però poi si rende conto che è stata truffata e circola senza avere nessuna copertura assicurativa con tutto quello che gli va dietro a livello di codice della strada. Quindi polizze online e quindi anche automobilisti che magari non si sono resi conto di aver contratto delle polizze fake, chiamiamole così. Purtroppo sì, e quando se ne rendono conto il risveglio è amaro. Perché al di là delle sanzioni e del sequestro del veicolo però si rendono conto che stavano circolando senza avere nessuna copertura con tutti i rischi. Insomma, parliamo di un fenomeno davvero complesso, da qui l'importanza di un controllo capillare sul territorio. Ultimi 10 secondi, continuerete con i controlli, Sindaco? Sì, evidentemente sì, perché devo dire che questi ultimi fatti così eclatanti effettivamente sono derivati dal fatto che abbiamo cercato di tirare un po', stringere un po' la corda, nel senso che abbiamo visto degli accadimenti che vanno al di là di questioni legate al codice della strada, per cui assieme coordinati con la polizia locale abbiamo cercato di approfondire i controlli e questi sono i risultati e appunto ribadisco ancora il mio ringraziamento alla nostra polizia locale. Grazie Sindaco Mares, grazie Vicecomandante Bartuccio. Per il momento da Castelcucco è tutto, quindi non un caso isolato, Nicola, ma un vero e proprio fenomeno, quello che si sta registrando qui nell'Alta Marca. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. La politica, fra poco andiamo al Lido, ma prima vi diciamo che ieri sera il direttivo regionale del Partito Democratico del Veneto ha approvato le liste dei candidati che correranno per il Consiglio regionale in tutte le province del Veneto. Il risultato si legge nella nota del partito che conferma l'organizzazione e la tempestività con cui il PD e il centro-sinistra hanno affrontato la campagna elettorale. Abbiamo costruito liste solide, radicate nei territori, rappresentative della società veneta e delle sue energie migliori, dice, l'abbiamo visto, il segretario regionale Martella. Ci presentiamo al voto con una proposta chiara, mentre nel centrodestra continuano a regnare incertezza, tensioni interne e una trattativa infinita sul nome del candidato. A sostenere Giovanni Manildo c'è anche il Movimento 5 Stelle. Questa mattina il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è in Veneto nella giornata di oggi. Questa mattina era a Maserà, nel Padovano, per omaggiare la memoria di Giorgio Perlasca, quindi per ricordare anche l'Olocausto, ma dall'Olocausto, lo sentirete, poi arriva a parlare inevitabilmente di Gaza, oltre che delle regionali. Allora sentiamo cosa ha detto Giuseppe Conte, un brevissimo stralcio raccolto da Chiara Gaiani. Commemoriamo Giorgio Perlasca, che si è battuto, ha salvato migliaia di ebrei e ci ricorda un momento buio della storia del Novecento, un momento, l'orrore di questa vicenda e nello stesso tempo anche un atto di coraggio estremo, 5.000 ebrei salvati dall'Olocausto. Purtroppo i tempi bui non sono terminati, pensavamo di non rivivere mai l'orrore, ma lo stiamo rivivendo. Penso che in questo momento e in queste ore si intensificano gli attacchi, i bombardamenti, si estendono sempre più a Gaza, dove abbiamo una popolazione stremata, tantissimi già uccisi, anche bambini, nello stesso tempo affamati, assetati, adesso sono costretti anche a spostarsi, sono sfollati di fronte a una condotta criminale del governo Netanyahu. Movimento 5 Stelle che in Veneto è nell'alleanza di centrosinistra e sostiene Giovanni Manildo. Voi siete pronti a correre per le regionali? Condividiamo questa responsabilità, questa corresponsabilità per questo progetto politico, per cercare di dare un segnale, di voler offrire anche un'alternativa a questa terra rispetto
a quello che è stata le forze di maggioranza uscenti. Ci siamo anche noi con tutta la responsabilità e con tutti gli ideali, gli obiettivi che ci stanno a cuore per un Veneto che rilanci il tessuto produttivo. Questo è il primo passaggio, perché questa è una terra molto operosa, una terra di piccole e medie aziende, una terra dove tantissimi lavorano dalla mattina alla sera per creare valore aggiunto, quella cultura di impresa seria, quotidiana, fatta di sacrifici, di grandi sforzi, con tasse elevate e con tantissime difficoltà anche burocratiche. Allora così Giuseppe Conte nella prima parte di questo velocissimo estratto ha parlato anche di Gaza, e di Gaza oggi si parla molto alla Mostra del Cinema, se ne è parlato in questi giorni con le prese di posizione, ma oggi è il giorno della manifestazione pro-Palestina, 3.000 persone attese al Lido in marcia, per questo c'è anche una task force sicurezza che appunto viene rafforzata. L'attesa per questa marcia, ma anche cosa ci propone oggi la Mostra del Cinema, ce lo dice come sempre Lorenzo Maier dal Lido. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. Sì, oggi, come dicevi giustamente, era la giornata della manifestazione, alle 17 i manifestanti sono dati qui al Lido per la parte finale della loro iniziativa per chiedere pace a Gaza, per chiedere la fine della guerra. Vedremo come la conduttrice Emanuela Fanelli parteciperà, perché nella sua intervista di qualche giorno fa ha detto di voler partecipare. I manifestanti dovrebbero arrivare diciamo a ridosso dell'area della mostra, all'ingresso, senza entrare in teoria, almeno questo è il programma per ora, quindi non dovrebbero salire nessuno anche sul red carpet, perché a quell'ora saranno già in corso le passerelle dei film in concorso e delle altre attività della mostra. Poi vedremo in realtà cosa accadrà. Per ora è tutto tranquillo, questa mattina ha piovigginato, ma adesso il tempo è buono, è previsto un grande afflusso, ma qui per adesso, come vi stiamo facendo vedere anche con Sandro Ponchio, sembra tutto sommato una normale giornata di mostra affollata, come lo è sempre nel weekend, sabato e domenica. La mostra in questi giorni appunto ha un occhio al cinema e un occhio anche all'attualità locale, l'attualità nazionale ed anche internazionale, come appunto Gaza, ma le cose vanno avanti bene, ecco, di pari passo. Per quanto riguarda appunto anche Gaza, ieri intervenendo al premio Bresson, un premio molto importante che viene dato qui alla mostra, era presente il segretario generale della CEI, che è intervenuto sia sulla situazione della Palestina che sul nostro cooperante Roberto Trentini in carcere in Venezuela da quasi 300 giorni. Farei sentire cosa ci ha detto. Venezia esprime un mondo, un contesto, ma anche attraverso dei film e dei valori che poi arriveranno all'utente finale. Quindi star qui significa poter allenare lo sguardo e dialogare con le persone che sono protagonisti, in qualche modo autori e creatori del film. Ultime due cose che chiedo per favore: i primi mesi di pontificato di Papa Leone, come li state vivendo? Sicuramente avrà avuto modo di confrontarsi, di parlare. Ma per esempio il primo incontro che il Papa ha avuto con noi della CEI ha parlato della visione antropologica dell'uomo e della necessità di saper declinare questa visione in giudizi, in visioni capaci di salvare la dignità di ogni uomo, e questo lo facciamo anche qui, anche nel dialogo con il mondo del cinema. Certo.
Ieri poi il mondo del cinema ha lanciato un appello per la scarcerazione di Alberto Trentini, questo cooperante italiano, veneziano, non so se anche lei vuole dire qualcosa, che è in carcere in Venezuela da più di 300 giorni. Certamente noi siamo a favore e dobbiamo lottare per la dignità di ogni uomo e quindi la scarcerazione di questo nostro fratello, così come poco fa il presidente della CEI insieme a quelli dell'UCOI e anche alla comunità israelitica ha lanciato un appello a favore della pace e quindi dobbiamo cercare alleanze di speranza a favore della vita di ogni uomo. Ecco, tornando al cinema, ovviamente all'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, oggi è la giornata di Guillermo del Toro con Frankenstein, anche di un film italiano in concorso molto atteso di Gianfranco Rosi, che torna alla mostra dopo aver già vinto il Leone d'Oro Sopra le nuvole, questo documentario come di suo genere. Ma ieri, facendo un salto indietro, ieri sera 6 minuti di applausi anche oltre in Sala Grande per After the Hunt di Luca Guadagnino, che al termine della proiezione è apparso davvero commosso, ha abbracciato Julia Roberts per lunghi momenti in sala, c'è stata una standing ovation, quindi un grande ritorno qui a Venezia. Farei vedere cosa aveva detto poi ieri anche alle nostre reti, una battuta carpita al volo ma credo l'unica o una delle poche che ha rilasciato oltre alla canonica conferenza stampa, mentre Julia Roberts ha affascinato tutti per il suo sorriso, per il suo stile, ma non ha rilasciato alcuna dichiarazione oltre a quelle canoniche della conferenza. Sentiamo Luca Guadagnino. Posso chiederti una cosa su questo film? Devo scappare. Una cosa sola. Vai. Cosa dici? Com'è il tuo ritorno a casa a Venezia? Amo stare a Venezia, è un festival meraviglioso e sarò sempre felice di tornare. E cosa racconti in questo film? Troppo complesso. Sulla dark scena del casino, il regista Luca Guadagnino, tra i fan in estasi per tutto il cast e la prima volta in assoluto di Julia Roberts alla mostra di Venezia, fa un piccolo strappo al protocollo e alle decisioni di parlare solo in conferenza stampa, con rarissime eccezioni, per raccontare, in esclusiva per le nostre reti, il suo rapporto con Venezia. La prima luna di Julia Roberts ha incantato la mostra. Poi la conferenza stampa. Credo che l'idea del film, la cosa che mi piace, che adoro del film, è che guardiamo alle persone attraverso la loro verità, ognuno ha la sua verità. Non è che vi sia una verità più importante dall'altra. La cosa fondamentale è come vediamo questo scontro tra verità e quali sono i limiti, i confini tra verità. Non è una questione di creare un manifesto per dare nuova vita a delle discussioni. Quelle discussioni che vengono riviste in un modo nuovo in questo film. E il fatto che siete usciti dalla sala e avete discusso del film e avete parlato di questo argomento, noi volevamo proprio questo, che alla fine del film ci fossero tutte queste emozioni, tutti questi punti di vista diversi. Immaginare di essere in una situazione in cui siamo già passati ad una nuova ondata di femminismo è difficile. Ecco, forse questo parla della realtà dell'essere l'uno con l'altro nella società. Quello che abbiamo cercato di fare, quindi, è quello di far emergere una cosa che ci sembrava molto vera, molto reale. È qualcosa che, come diceva Giulia, fa sì che le persone si chiedano in che cosa credono. Allora, il film di George Clooney ne abbiamo già parlato, ma ieri abbiamo intercettato in un'intervista dedicata veloce ma molto carica di significati Alba Rohrwacher, italiana, che ha recitato in questo cast con George Clooney, ci ha raccontato le sue emozioni. Farei partire questo contributo. Se non hai domande, Nicola, ci sentiamo nel corso della giornata. George Clooney non ha tradito l'attesa di migliaia di fans e persone e si è presentato regolarmente sul red carpet nonostante la sinusite e la pioggia. Nel cast di Jay Kelly, grande produzione hollywoodiana, spicca anche un'attrice italiana conosciuta però in tutto il mondo e quindi di fama internazionale, come Alba Rohrwacher,
che racconta la sua grande emozione dopo la proiezione del film, prima di consegnare il premio Bresson all'Excelsior. Com'è stato con George Clooney? È stato molto emozionante, divertente e anche facile. E cosa ti ha colpito di questo lavoro? La gentilezza di tutte le persone che ho incontrato e la profondità della sceneggiatura. Sai che era uno dei film più attesi questo? Ti rende felice secondo te il cinema? Cosa può e cosa deve fare? Raccontare delle storie, provare a parlare alle persone e magari farle essere un po' migliori. Poi la conferenza stampa. Ho sempre apprezzato il mio agente, il mio pubblicista, il mio manager, so bene quanto duramente lavorino, so quanto sia difficile sentire i miei alti e bassi nella vita ed essere sempre al mio fianco. A volte sono stato molto forte nelle mie posizioni. È stata una grande emozione farla parte di un uomo che è molto devoto ad un personaggio come quello di George J. Ammiro tutte le persone che agiscono in questo modo, so quanto valore abbia. Ecco, una delle mie battute più preferite è: tu sei J. Kelly 1, tu sei J. Kelly 2, quanto può significare questo? Dà il suo cuore a Jay. E le persone che lavorano con me hanno questa stessa sensazione per quanto riguarda la mia carriera. Allora salutiamo la mostra del cinema, andiamo in pubblicità, ripartiremo dall'allarme lupi, sempre nella zona dell'altopiano. Il branco di 4 giovani lupi intenti a giocare tra di loro lungo un sentiero nei dintorni di Marostica ha suscitato più sentimenti di preoccupazione che di tenerezza. Così tanti esemplari tutti insieme, immortalati da una telecamera, ancora non si erano visti, a conferma di quanto la zona collinare sia diventata habitat normale per i predatori e terreno di caccia anche piuttosto facile. Il problema è quello che continuiamo a dire e ripetere da mesi. Io spero che le istituzioni, chi ha il potere, prenda le decisioni. Qui non è una questione di giocare a ping pong nel rimpallo di chi è la responsabilità o semplicemente un gioco fazioso politico come molte spesse volte viene utilizzato per accaparrare magari voti o semplicemente passioni da parte di qualcuno. Qui abbiamo un problema. La confidenza dei selvatici anche con le aree abitate frequentate dall'uomo è la fonte di preoccupazione maggiore per residenti, passanti e amministratori pubblici, tutti ormai disarmati di fronte al fenomeno. Abbiamo un problema che deve essere risolto prima che succeda qualcosa. Perché poi sarà da spiegare cosa si è fatto in ormai 2 anni di segnalazioni da parte di tutte le istituzioni, da parte dei vari sindaci, da parte di un territorio che ha un'importante caratterizzazione turistica legata alla sentieristica e alla ristorazione, oltre che ristoranti e agriturismi presenti in area, che potrebbero vedere messi anche a danno da criticità negative, definiamole così per non dire altro. Io francamente vorrei che questo territorio continui a essere un territorio che accoglie famiglie e non che crei ansia e agitazione quando si va a fare una passeggiata. Solidarietà alla famiglia Dalla Palma per questo ennesimo bruttissimo episodio. A livello europeo il risultato di arrivare alla declassificazione è stato ottenuto, adesso però serve un recepimento da parte del governo. Per questo motivo ho scritto al ministro Pichetto Fratin per conoscere con esattezza e precisione quelli che saranno i tempi, anche perché io credo che i nostri operatori, chi vive quotidianamente la montagna, sia stufo di promesse da parte della politica. Adesso non c'è più tempo per aspettare, i tempi vanno veramente ridotti, è tempo di agire. Dai lupi siamo ritornati in diretta. Le zanzare sembra un po' saltare di palo in frasca, non è così. Sapete che parliamo di zanzare, parliamo di virus West Nile, di virus chikungunya, di dengue, che stanno mettendo un po' in allarme anche il Veneto. Ebbene, c'è un medico esperto dell'ULSS 6 Euganea che va a caccia di zanzare dopo un caso di infezione umana trasmessa dagli insetti. Sentite.
Forse non tutti sanno che quando abbiamo presenza di infezioni da arbovirus trasmesse da zanzara sul nostro territorio, ad esempio dengue, è previsto il monitoraggio e la verifica della presenza di adulti di zanzara femmina vicino al caso di infezione. E Valerio Valeriano, esperto del servizio igiene e sanità pubblica dell'US6 Euganea, a spiegare come in caso di infezione umana si vada a scopo preventivo, letteralmente a caccia di zanzare, diverse le tecniche usate. Una di queste ad esempio è lo human landing, che come la locuzione intende è l'atterraggio sull'uomo, ovvero io e i miei colleghi andiamo vicino a dove abita il caso, in un raggio di 200 metri, il caso quindi di infezione, e controlliamo che non ci siano atterraggi di zanzara su di noi. Questo viene fatto ovviamente in sicurezza, seguendo quanto dettato dalla DGR 421 del 2025 della Regione del Veneto, utilizzando abiti coprenti chiari per la parte superiore del corpo, che quindi sono poco attrattivi, e abiti coprenti scuri sulla parte inferiore, che sono invece attrattivi. Per attirare artropodi potenzialmente infetti, esperti come il dottor Valeriano si posizionano in siti dove le femmine di zanzara tigre possono posarsi, come ad esempio una siepe. Si scrolla la siepe, si aspettano 15 minuti e si osserva se gli adulti di zanzara tigre si appoggiano su di te. In pratica si fa da esca. Un'altra modalità è l'uso di trappole ematologiche che richiedono più tempo, controllo che va fatto su più step. È anche importante fare questo tipo di controllo e monitoraggio dopo un trattamento di disinfestazione in presenza di virus. Perché? Perché così verifico che il trattamento che ho fatto sia stato efficace e quindi teoricamente ho sterilizzato, l'area attorno al caso di infezione. Mentre la CGA, parliamo di economia e parliamo di lavoro, la CGA di Mestre oggi ci informa con un dato che il 64% degli imprenditori del settore artigianato, ma non solo, ha difficoltà nella ricerca di operai specializzati in tutta Italia, ma anche in Veneto, operai specializzati introvabili, deserti, 4 colloqui su 10. Vediamo invece il servizio che abbiamo realizzato ieri con Confartigianato, che fa un po' il punto sul lavoro a partire da un fenomeno, quello dei furbetti della NASPI. Noi entriamo in un contesto dove c'è del buono, cioè non è che la NASPI è il sovvenzionamento dei delinquenti, di quelli che non hanno voglia, ma se per salvarne 2 ne devo pagare 2.000... È un concetto semplice, quello che la Confartigianato denuncia, ovvero che la NASPI, lo strumento che dovrebbe servire a sostenere il reddito di chi non ha un lavoro, oggi non funziona più ed è terreno di furbetti, come gli ultimi scoperti di recente ad Oderzo, quando 10 persone di origine indiana, provenienti dal comparto agricoltura e licenziate, si sono presentate per aprire partita IVA. E lì ci siamo un attimo insospettiti, perché non è proprio usuale che arrivino più persone al giorno chiedendo di poter aprire una partita IVA, quindi un'impresa. Abbiamo fatto un po' un'indagine, abbiamo capito che sotto c'era qualcosa che non funzionava. L'apertura di una partita IVA dà diritto ad avere una NASPI di 18 mesi anticipata, col patto che poi tu la partita IVA la tieni aperta per almeno 2 anni. Però il sospetto che uno che arriva da Nuova Delhi prenda questi 15-16 mila euro cash e poi se ne torni per gli affari suoi da qualche parte nel mondo ci è venuto, e quindi lì abbiamo scelto di non renderci complici. La questione è più ampia però. Oggi lo strumento consente a molti di non impegnarsi a cercare un lavoro, nonostante le aziende invece cerchino disperatamente manodopera, perché possono arrotondare anche con lavori in nero, mentre le aziende artigiane trevigiane pagano 16 milioni di euro l'anno per sostenere la NASPI. Di fatto uno non è incentivato a cercare lavoro, o comunque non è incentivato a cercarlo presto. Qui a Treviso, nel Veneto in generale, uno che cerca lavoro nell'arco di 2 o 3 mesi lo trova, se non lo trova vuol dire che lo cerca male. I numeri lo dicono chiaramente: dal 2022 al 2023 ci sono quasi 2.000 percettori di NASPI in più, da 21.700 a 23.400. Se leghiamo questo numero, i 2.000 percettori di NASPI in più, al fatto che le aziende hanno sempre maggiore difficoltà nella ricerca di manodopera, questi due dati cozzano tra di loro, e quindi il significato è che la NASPI, che è uno strumento che è assolutamente importante, oggi così come costruito è completamente anacronistico. Sì, non è che... Ultima pausa pubblicitaria, poi in diretta di nuovo.
Pochi minuti alla fine di Focus TG, ma torniamo a parlare di un caso che aveva fatto davvero discutere tutta Italia, la fuga dal monastero di Vittorio Veneto delle sorelle di clausura guidate da madre Aline, che hanno festeggiato in questi giorni insieme alla comunità che le ha aiutate la loro nuova vita in una villa di San Vendemiano. Grazie della vostra presenza. Questo è un momento di ringraziamento, è un piccolo ringraziamento che possiamo offrire a voi, che ci avete aiutato nei momenti che noi più avevamo bisogno. Quindi se noi siamo qui è soprattutto grazie anche a voi. Una festa per ringraziare la comunità e i tanti sostenitori che le hanno aiutate. Madre Aline e le altre 11 consorelle, fuggite dal convento dei Santi Giacomo e Protasio a Vittorio Veneto nell'aprile scorso, hanno voluto festeggiare così, nonostante la pioggia battente, le tante persone che si sono prodigate per aiutarle nella loro nuova vita dopo la fuga. Fuggite nottetempo e con niente in mano, senza denaro o vestiti, oggi abitano in una villa messa a disposizione da un benefattore locale che, grazie alle loro amorevoli cure, oggi le sorelle hanno trasformato in un posto più che accogliente. Quando sono arrivato qui per la prima volta, ci racconta uno dei donatori, questo posto era messo male e credevo non ce l'avrebbero fatta. Ma l'incredibile spirito positivo e combattivo di Madre Aline, l'ex badessa venuta dal Brasile, ha trascinato tutte quante e ora le sorelle curano l'orto, pregano, cantano, tutto nel nome di Dio. Ma hanno fatto di più, hanno fondato un'associazione che hanno chiamato 100 volte Melius, con la quale venderanno il miele, le creme all'aloe, forse il prosecco, ma anche la birra. Tutti le stanno aiutando, persone comuni e produttori locali, a dimostrazione del bene che hanno seminato e che continueranno a dare, in una nuova veste, anche social, ma certamente nella gratitudine. E la gratitudine è un dono di Dio, quindi la gratitudine viene da Dio. E oggi vogliamo appunto festeggiare questa fedeltà di Dio nella nostra vita che si è manifestato per mezzo vostro. Grazie di cuore, siete tanti, abbiamo cercato in tutti i modi che non prendevate la pioggia, ma purtroppo qualche goccia c'è, ma speriamo che siano gocce di benedizioni, ecco, e non di pioggia. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.